Sergio Mero, sconfitti anche a Mogoro, diciamo che questi playoff di anno in anno non stanno andando bene, state tentando sempre questo salto in promozione, in ogni caso c'è ancora una finale tra le perdenti. L'anno scorso sembrava che non dovesse servire a nulla e poi ci sono stati 3 ripescaggi. Diciamo questa settimana la prenderemo un po' più sul serio rispetto all'anno scorso, che quasi era la sfida tra le perdenti, non serve a nulla, invece abbiamo visto che il Castersardo se l'è giocato promozione, noi no. Dopo 3 anni fa male, 3 anni dove un punto il primo anno, un punto il secondo, quest'anno per 2 si fanno sentire. Abbiamo la possibilità adesso col Tiesi di giocarcela e provare a prenderci questa promozione, che sembra che ce l'abbiano mandata gli ultimi anni. Esatto. Senti Sergio, guardando le 2 gare avete avuto le occasioni tante all'andata, le avete avute anche questa gara partendo con un rigore parato, diciamo che ce l'avete messa tutta, però dai, siamo partiti un po' già con la croce dell'andata, questo 2-1 in casa non perdevamo da un paio d'anni, eravamo sopra 1-0, potevamo gestirla al meglio e sono stati bravi loro, l'hanno ribaltata in casa e siamo venuti qua a provare. Abbiamo avuto l'occasione subito, i primi minuti, con rigore, poi siamo andati sotto e siamo stati bravi a rimetterci in gara, a pareggiarla. Poi il secondo abbiamo provato, ci siamo buttati anche in avanti. Avete avuto le vostre anche buone occasioni, però è chiaro che aprendo che poi con il contropiede, le situazioni finali, quello che è successo, ma anche merito perché, a loro, dai. Anche perché il 3-1 al 97esimo, vabbè, quello è... no, però è arrivato dopo un paio di occasioni vostre che poteva incendiare. Sono di quelle gare che rimbalza sulla linea e non entra esatto. mai, quindi aperti così il 3-1 ci poteva stare, però abbiamo perso sia l'andata che il ritorno, merito a loro, è una buona squadra e complimenti a loro. Sergio, poniamo il caso che vinciate questa finalina e diciamo la Baunese in questi 3 anni merita la promozione. Ce lo meritiamo, è brutto da dire, però 3 anni di sacrifici, siamo già grandetti. Ci vorrebbe un coronamento un po' sia per la società, che comunque in questi anni ha fatto dei sacrifici, per noi stessi che siamo un gruppo di grandi, ci alleniamo. Questi mesi, ogni anno poi lavoriamo un mese in più, capito? Esatto. Maggio ormai è diventato un mese di allenamento per la Baunese, quindi speriamo che sia l'anno buono. E lo vorrete sicuramente anche per i vostri tifosi che vi hanno seguito a Mogoro. Ci seguono da ogni parte, a Mogoro, l'anno scorso sono venuti a Tonara, vengono da ogni parte, se lo meritano loro quanto e più di noi. Grazie Sergio, ti facciamo in bocca al lupo, a te, alla squadra, alla società e niente, speriamo di vedere questa Baunese promozione. Speriamo, dai. Ciao. Grazie.